Salvatore Martello, ultimi giorni di campagna elettorale qui in provincia di Agrigento per cercare il consenso all'interno di un'area vasta del Partito Democratico, ma non solo. Ecco, come sta andando la campagna elettorale? Ma la campagna elettorale sta andando bene. Il problema vero è cosa troviamo ad Agrigento e in provincia di Agrigento. È una provincia che è stata completamente dimenticata, non ha più un ruolo a livello regionale e lo dimostra il fatto che i deputati che si stanno ricandidando per le elezioni regionali dovrebbero avere il coraggio di spiegare ai cittadini qual è stata la propria attività all'interno dell'Assemblea regionale. E anche perché se uno va a Sciacca, per esempio, ci sono le terme che non funzionano, chiuse. E per quanto riguarda la sanità c'è una diatriba fra gli ospedali, chiudono reparti a Sciacca, poi Ribera e via discutendo. Cioè, praticamente c'è una provincia che è letteralmente sconquassata. Ed è una provincia che ha bisogno di avere elementi che la difendano e che non difendano solo ed esclusivamente gli interessi del partito. Lei porterà la sua esperienza di sindaco di Lampedusa con tutto quello che ha passato in questi anni all'insegna, diciamo, se in caso di elezione all'interno dell'Assemblea regionale con un problema dibattuto da tutti gli schieramenti. Ma l'esperienza è quella di aver avuto rapporti con l'Europa, di avere rapporti con il governo italiano, di avere avuto rapporti con la regione. E quindi questo mi ha consentito di acquisire, diciamo, un'esperienza dove la vorrei mettere a disposizione della Sicilia, ma anche della provincia di Agrigento e di Uno Lampedusa. scontro anche fra candidati presidente, insomma oggi c'è un forte scontro all'interno per la candidatura alla presidenza con diversi nomi che potrebbero avere delle sorprese. Ma guardando i candidati presidente, cioè, noi abbiamo Schifani che è stato completamente dimenticato e riesumato dopo un silenzio da diversi anni. E poi abbiamo la Chinnici che dovrebbe essere il punto di equilibrio per cercare di ritornare a discutere seriamente sui lavori pubblici, sulla lotta alla mafia, su alcuni argomenti che ci stanno vedendo fuori tagliati dai fondi del PNRR. Non ultima la notizia di stamattina, per esempio, che per incapacità il comune di Palermo ha perso 1.800.000 euro che dovevano essere utilizzati per fare delle strade. Ma quella situazione non è solo a Palermo, ma è anche in tutti i comuni della Sicilia dove questo governo Musumeci fondamentalmente ha lasciato morire, letteralmente morire, tutti i comuni dando le responsabilità ai sindaci Uno dei ruoli siciliani. importanti il PD in merito tra gli argomenti è quello della disoccupazione giovanile, stiamo vedendo che tanti cervelli purtroppo per ragazzi che quotidianamente partono e vanno via. Ma questo rientra nella politica nazionale, cioè nel senso che il centrodestra parla di emigranti e non parla dei migranti italiani che se ne vanno e stanno svuotando la Sicilia ed il sud. E quindi manca una politica per il meridione, ma manca una politica nei confronti dei giovani perché la loro intenzione è quella sempre di nascondere le vere difficoltà che hanno i giovani in Sicilia e nel sud. Ecco, proprio sui migranti l'ha introdotto il discorso, insomma, si sta vivendo una grossa battaglia anche ideologica, lei è stato sindaco di Lampedusa e quindi quotidianamente ha dovuto affrontare questo problema. Ma il problema è che in Italia abbiamo affrontato solo il problema dal punto di vista dell'accoglienza. Il fenomeno dell'emigrazione non è stato mai, e dico mai, discusso in Parlamento. Non esiste nessuna proposta e nessun disegno di legge che riguardano il fenomeno dell'emigrazione. E la cosa strana è che quando uno sente i social o i media o comunque la carta stampata, ci sono centinaia e centinaia di proposte che vengono da Salvini o da Fratelli d'Italia. Per parlare solo dal punto di vista pubblicitario, ma loro sono stati eletti per fare i deputati e presentare e avere delle leggi a disposizione per metterle, diciamo, in atto
Ecco, il risultato è che ancora ad oggi, dopo 30 anni, non esiste nessuno che abbia affrontato il fenomeno delle migrazioni.